Uno stadio Essereto davvero big match, questa volta non per tifare Acragas, ma per gridare alla condivisione dello sport da parte dei giovani studenti agrigentini. Uniti nello sport, legalità e solidarietà, questo è il titolo del torneo di calcio maschile e femminile al quale hanno partecipato stamane rappresentanze del Liceo Leonardo, istituto organizzatore dell'evento, l'ITC Sciascia, l'IPIA Fermi, l'ITC Foderà, il professionale Rita Levi di Montalcini e l'Istituto Gallo. Questa è una tappa fondamentale per quanto riguarda l'anno scolastico di tutti questi istituti partecipanti. Lo sport, naturalmente tu lo sai meglio di me, trionfa sempre, lo sanno anche tutte le persone che seguono la vostra emittente, ma quanto è importante lo sport è importante anche la legalità. I ragazzi si sono comportati in modo corretto, genuino, con tanto entusiasmo. Ogni istituto naturalmente ha avuto la possibilità di preparare i ragazzi nelle attività pomeridiane che si svolgono a scuola e praticamente dalla selezione fatta sono emersi, diciamo, i ragazzi più meritevoli che sono stati poi portati qui in questa competizione sportiva. La manifestazione, oltre allo scopo di carattere sportivo, ha avuto la finalità di sensibilizzare gli studenti ai valori positivi della legalità e della solidarietà. I rappresentanti dei vari istituti, i partecipanti di fatti, hanno raccolto dei contributi degli studenti di tutte le classi, che sono stati devoluti interamente alla mensa dei poveri di Agrigento. Questo è un evento veramente importante per noi. Il Liceo Leonardo ha organizzato, mi presento, sono il rappresentante del liceo. Abbiamo organizzato questa manifestazione per rilanciare i valori contro il bullismo e speriamo di fare molta solidarietà soprattutto per quelli che stanno molto peggio di noi. È giusto appunto che i ragazzi partecipino a queste manifestazioni così che capiscano il vero senso di quello che noi organizziamo. Non è una giornata che ha l'unico fine di magari mancare un giorno di scuola, ma appunto quello di partecipare e sentirci uniti per quello che è appunto il problema del bullismo all'interno delle scuole. Alla manifestazione sono stati invitati a partecipare tutte le autorità civili, militari e religiose della provincia di Agrigento, ma i protagonisti indiscussi sono stati loro, i giovani talenti agrigentini, tra loro vere promesse del calcio agonistico. Sì, sicuramente questa è una bella iniziativa. Io sono stato impegnato fino a ieri con la mia squadra, col Canicattì, abbiamo fatto una bella vittoria, ma oggi non potevo dire di no. Sicuramente daremo una bella esibizione, faremo una bella esibizione davanti a un vasto pubblico, cercheremo di dare il massimo di vincere, non sarà facile, però conciliare studio e sport è difficile, ma ce la sto mettendo tutta per raggiungere tutti gli obiettivi che sono lo studio e il raggiungimento di un obiettivo sia nel calcio che nella vita.